Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto. Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto. Buonasera a tutti, l'avete sentita 2 volte la nostra Emma, la nuova signorina Emma che ci presenta. E sì, per un problema è andata doppia, ma comunque noi siamo qua doppi anche noi, Rossella e Gianluigi, qui per voi per il nuovo anno di voli lungo la nostra beneamata terra. Buonasera Rossella. Buonasera Gianluigi, benvenuto. Questa è la prima puntata del nuovo anno, una puntata importante con argomenti. Ci sarà un argomento molto centrale, dopo capirete perché usiamo questo termine, e poi anche argomenti meno impegnativi ma molto piacevoli, ecco. Sì, dai, insomma. Una puntata molto varia. Ecco, molto diciamo. varia, sì, e abbiamo anche grandi ospiti questa sera e abbiamo tutto un gruppo musicale, ovviamente lo teniamo alla fine, ma tutti i brani che sentirete tra un ospite e l'altro sono del gruppo San Levigo, un gruppo rock italiano di Roma. Quindi andiamo sul loro primo brano che si chiama Un'insurrezione.
Eccoci qua nuovamente, torniamo in studio con il nostro primo ospite. Noi con la nostra mongolfiera siamo atterrati a Padova. Il viaggio è stato abbastanza breve. Con noi c'è il giornalista del Mattino di Padova, Nicolò Meniti Ippolito. Buonasera Nicolò. Buonasera, buonasera, buonasera anche agli ascoltatori. Buonasera, benvenuto, grazie per essere con noi. Allora, questa sera facciamo fare a Nicolò la parte dell'intervistato invece che dell'intervistatore e l'abbiamo chiamato perché è mancato pochi giorni fa un intellettuale, uno scrittore, un drammaturgo e un attore, Vitaliano Trevisan, che ha parlato insomma parecchio della nostra regione e anche ha insomma, un personaggio abbastanza particolare, diciamo. Vuoi, Nicolò, cominciare a parlarci intanto dei suoi libri di narrativa, che forse sono anche quelli più noti? Sì, diciamo che Vitaliano Trevisan è stato uno scrittore molto, molto particolare. Una persona non facilissima da trattare per tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui, perché era una persona molto rigida, molto seria, molto severa, che quindi spesso, come dire, metteva anche a disagio chi interloquiva con lui. I romanzi, lui è stato scoperto relativamente tardi, ha cominciato a scrivere relativamente tardi, ha avuto poi una pesante crisi negli anni 10, diciamo, intorno al 2010, quindi ha scritto relativamente poco. I romanzi sono sostanzialmente 5. Il primo, che si intitolava Trio senza pianoforte, fu pubblicato da un editore che oggi non esiste più, che è Teoria, e poi vengono i 4 romanzi per cui è più noto, che sono I 15.000 passi, Un mondo meraviglioso, Il ponte e l'ultimo, che è forse il più noto, quello che ha avuto maggior eco insieme a 15.000 passi, che è Works. Sono tutti romanzi in realtà che parlano molto del Veneto, molto di Vicenza, che era la sua città, amata, odiata, e che criticano pesantemente diciamo, il modello di sviluppo veneto, ma non diciamo sul piano politico, proprio sul piano umano. Era un individualista, Vitaliano Trevisan, e però in qualche modo era anche uno scrittore sociale, perché scriveva, sia pure attraverso il filtro di un io molto forte, scriveva del mondo che lo circondava. Lui diceva che appunto lo scrittore doveva limitarsi a descrivere. Ovviamente quello che lui descriveva era il mondo filtrato, il mondo del nord-est filtrato da se stesso, e quindi in questo modo come dire, lo raccontava anche come una realtà terribile per molti versi. Lui non ha mai nascosto, come dire, un profondo rancore Sì, rancore, sì, verso un determinato tipo di modello veneto, ecco, diciamo. Sì. Diciamo che è in buona compagnia, perché non è l'unico intellettuale che con testi di narrativa o con film, insomma, mette in luce gli aspetti anche abbastanza, sì, crudeli, possiamo quasi dire, di una società che si è evoluta molto velocemente, ma insomma forse ha lasciato anche indietro delle cose importanti. Ecco, specialmente in Works, lui parla di tutti i lavori che ha fatto, no? Sì, Works è una specie di memoir. In realtà il sospetto è che quasi tutti i suoi libri siano, come dire, parlino di se stesso. È vero, il personaggio di 15.000 passi si chiama in maniera diversa, Sì, ma insomma, esatto. quello che conta i passi è lui, lo sanno tutti, è lui che andava in giro contando i passi, quindi insomma è chiaro che ha parlato quasi sempre di se stesso, come i 15 passi, la passione per l'architettura era sua, la passione per il jazz era sua, quindi in realtà è tutto molto personale. In Works racconta proprio i suoi 1000 lavori, che sono veramente i più diversi. Lui ha lavorato in fabbrica. È molto importante sottolineare che lui teneva molto alla sua origine proletaria.
nel senso che anche, come dire, anche in senso molto polemico. Sì, la rivendica, no, per distinguersi quasi, sì. Per distinguersi e con una critica alla borghesia che è costante, è proprio radicata in lui. La borghesia democristiana di Vicenza, certamente, no? Per esempio nei 15.000 passi è soprattutto quello, ma poi anche tutto il resto in realtà. Lui è uno che criticava anche Rigoni Stern, che criticava anche Meneghello, cioè non si fermava, diciamo, di fronte a ehm, diciamo non solo al modello, diciamo, del Veneto degli Schei di Gianantonio Stella, ma addirittura un modello veneto ancora più antico, perché gli sembrava molto chiuso, molto incapace di umanità, diciamo. Ecco, questo in Works si vede bene. Lui racconta veramente i suoi lavori e vanno dalla fabbrica al teatro poi, perché in realtà lui poi ha lavorato in teatro, ha lavorato con Servillo, ha lavorato nel cinema con Matteo Garrone, quindi con grandi personaggi, ha lavorato con Alessandro Haber, sempre mantenendo però spesso la sua individualità forte e critica. Ha litigato con quasi tutti quelli con cui ha lavorato, ma si capisce che ha litigato proprio per motivi in realtà non solo personali, ma proprio per dei modelli che lui criticava aspramente, che sentiva proprio come pesantemente legati a una tradizione che lui rifiutava. Sì, in Works, così tutti questi lavori che lui fa sono anche il pretesto per mettere in campo una serie di personaggi abbastanza abominevoli spesso, no? I datori di lavoro, i colleghi, così, no? Che, Ecco, qualcuno diceva che lui odiava l'umanità anche se amava poi l'uomo, ecco. Però specialmente con l'umanità varia era molto feroce effettivamente. sì. Ascolta, e poi ha scritto anche dei testi teatrali e mi pare di ricordare che si lamentava che venivano valorizzati meno rispetto ai testi narrativi. Sì, lui in realtà negli ultimi, cioè Call to Works, che è del 2016, dal 2008 in poi ha scritto prevalentemente per il teatro. Ha scritto prevalentemente per il teatro seguendo un po' quelli che erano i suoi punti di riferimento. I suoi due grandi punti di riferimento erano Thomas Bernhard, grande autore austriaco. Diciamo che lui ha uno strano rapporto con la letteratura di Bernhard, perché non è un rapporto esteriore. Lui in qualche modo fa nei confronti del Veneto la stessa operazione di critica violentissima, aspra, che Thomas Bernhard fa verso Salisburgo, verso l'Austria, eccetera. E Bernhard poi, grande scrittore anche di teatro, e quindi poi anche lui si è avvicinato molto al teatro, sì, come dicevi tu, sempre molto critico verso l'accoglienza che veniva fatta alle sue opere, polemico verso i registi che le mettevano in scena, appunto Servillo, e però tutti sono concordi che la sua sia un'opera importante, ecco, molto importante anche dal punto di vista teatrale, anche se è un teatro molto particolare, come è particolare la sua letteratura, cioè lui stesso diceva che non bisognava cercare trame, che non bisognava cercare storie, è come dire, uno scavo. Il suo teatro è uno scavo nei personaggi. Ci sono personaggi per lo più inventati, ma c'è anche un personaggio reale che è appunto il Craxi di Una notte in Tunisia, interpretato da Alessandro Haber. Partecipato anche a vari film Ha come... partecipato anche a vari film, un po' per caso in realtà, insomma. Lui viene chiamato a collaborare da Matteo Garrone al film, come dire, che ha reso noto poi Matteo Garrone, che era Primo amore. Il film era girato a Vicenza e quindi lui, come scrittore vicentino, viene chiamato a collaborare alla sceneggiatura. E invece collabora alla sceneggiatura con degli scontri che poi lui racconta in Wars, tra l'altro,
E però poi diventa attore, cioè la sua faccia, che è una faccia molto particolare per chi non l'ha vista, la sua faccia piace molto a Garrone, piace molto il suo modo di parlare, che è molto particolare. Qualcuno ha detto che Sì, sì. sembrava quasi fare fatica Sì, 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 come se non volessi articolare, vero? e questo piace molto e quindi ha cominciato così. Poi in realtà è stato utilizzato come attore, lui non amava molto, se gli si diceva che era un attore, si arrabbiava, diceva che lo faceva solo perché, si guadagnava meglio che a scrivere e quindi, come dire, ha fatto anche cose proprio di anche televisive, alcune puntate dei RIS, per esempio, o degli sceneggiati, eccetera. E però ha recitato in Finché c'è Prosecco c'è speranza, no, che era ambientato in Veneto, e anche Il Grande Passo, che era lo stesso ambientato in Veneto. Quindi ha avuto anche una sua carriera, come dire, televisiva e anche come attore teatrale, anche se lui privilegiava in questo caso le letture, insomma, la lettura dei suoi testi, delle letture con musica, perché era ovviamente era un musicista intanto e poi era un grande appassionato di jazz. Lui suonava la batteria, se non Lui sbaglio. suonava la batteria, sì, sì, lui suonava la batteria, i suoi primi libri sono molto incentrati sul jazz, lui diceva che, almeno nei primi libri, che erano, come dire, partiture jazz, anche nel titolo dei primi libri questo compare abbastanza, ma anche in uno dei romanzi, no? Quando scrive il suo terzo libro, che è Un mondo meraviglioso, poi aggiunge uno standard che è appunto usando il linguaggio tipico del jazz. E una delle sue raccolte di racconti si intitola appunto Standards, cioè riprendendo proprio il modello del jazz. Ecco, se devo dire una cosa, volevo dire che forse uno dei libri più importanti suoi è un libro curioso che è Tristissimi giardini, dal punto di vista di cui dicevate voi, cioè del racconto del Nord-Est, perché è un libro che lui scrive su commissione. La Terza ha una serie di libri, gli chiede di scrivere sul Veneto, lui lo fa e però lì, come dire, gli dà quel taglio assolutamente personale, ehm, per cui racconta effettivamente il disastro veneto, un disastro prima di tutto architettonico, ma poi un disastro. Lui era appassionato di architettura, aveva lavorato in uno studio architettonico e però poi è un disastro anche, come dire, sociale, umano. E questi tristissimi giardini delle villette sono per lui veramente il male assoluto. E devo dire che ogni tanto lo pensiamo, quando vediamo certe cose in giro. Sì, ehm, sì, sì, lui è molto feroce verso questi giardini, verso, come dire, la casetta unifamiliare con le tendine al suo posto, cioè col loro posto, ecco, verso quel Veneto, diciamo, è veramente a tratti feroce, pur riconoscendo poi che, come dire, è il suo Veneto. Mi viene in mente Paolini quando parla della taverna e dice che ste villette hanno la cripta, no? Quindi, Sì, sì, beh, ci sono le stesse cose. E per esempio il concetto di periferia diffusa che lui usa in Tristissimi giardini, no, lui dice che il Veneto non è una città diffusa, ma è una periferia diffusa, perché i centri, come dire, sono stati in qualche modo, cancellati da questa enorme periferia che circonda tutto ed è sempre uguale a se stessa poi. certo. Ma ascolta Nicolò, tu hai avuto modo di conoscerlo, di intervistarlo? Perché l'altro giorno è stata rimandata giustamente una intervista che aveva rilasciato a Radio 3 in occasione dell'uscita appunto di Works e ha fatto veramente una gran tenerezza di ascoltarla, lui era mancato da poco, da pochissimi giorni, e c'è l'intervistatrice che fa delle domande lunghe, non so, 3 minuti, e lui risponde sì. Allora lei, facendo una fatica immane, fa un'altra domanda lunga altri 3 minuti e lui risponde non credo. Quello quel problema c'era. Sì, io l'ho intervistato abbastanza volte, sempre devo dire, con un certo timore per questo problema, nel senso
che l'italiano non aveva la corda civile, e cioè non abbozzava, non se la domanda non gli piaceva, appunto, o proprio non ti rispondeva, o criticava la domanda, oppure faceva come hai detto tu, cioè sì, no, no. E quindi era, come dire, però poi era anche capace come dire, anche di grande confidenza, era una persona molto strana, molto difficile. Per esempio la sua sofferenza psichica la raccontava, non lo turbava, come dire, dover raccontare. Appunto, mi ricordo quando l'ho intervistato, che stava per uscire Wars, la cosa la prima cosa che mi ha detto è: questo libro ha rischiato di uccidermi, e però mi ha anche salvato. E questi due elementi sono costanti in lui, perché lui già nei primi libri, no, dice: per me scrivere è vivere, se non si scrive non si può neanche vivere. E quindi era un elemento estremamente forte questo per lui, però era anche una cosa che lo stancava enormemente dal punto di vista psichico, perché era proprio un lavoro di scavo. Di scavo, sì, sì. Dentro poi, e appunto, perché ha letto anche solo poche pagine di Trevisana, e si è accorto che questo stile martellante, questo ritornare sempre sulle cose, che riprende ovviamente da Bernard, ma che fa diventare proprio suo, è qualcosa di ossessivo. Era un uomo ossessionato, e questa ossessione la si legge in tutti i suoi libri. E quindi anche un uomo molto autentico, da questo punto di vista. Certo, sì, sì, quello... Ci, ci sono un po' di problemini con la linea con Nicolò, l'audio non è bene, al massimo. Comunque però insomma abbiamo un po' visto e conosciuto meglio insomma Vitaliano Trevisan. E vale la pena di riprendere in mano i suoi libri o di leggerli se si ha la fortuna di non averli ancora letti, così rimane ancora qualcosa di bello da leggere. E credo che adesso verranno anche ripubblicati quelli che sono al momento fuori catalogo, insomma, quindi... Sì, dovrebbe uscire un suo libro postumo, credo, che verrà consegnato ad Einaudi, un suo viaggio in Africa, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, e probabilmente in quell'occasione verranno anche raccontati gli altri. Va bene, ringraziamo Nicolò, grazie per aver partecipato, essere salito nella nostra mongolfiera. E noi però restiamo fermi, no, Rossella? Restiamo fermi, sì. Intanto ci ascoltiamo Mille Fiori, sempre di San Levigo.
senza me, vivere senza me, vivere, ma ora che non ci sono più tra i tuoi mille fiori, le pietre preziose, le dolci parole, le cose che hai, spiegami come puoi ridere senza me. Eccoci qua, bene, grazie anche a San Levigo con Mille Fiori. Ricordo che verso fra circa una mezz'oretta, 40 minuti, avremo tutto il gruppo con noi qui a Radio Nostra e restiamo sempre fermi col nostro pallone aerostatico qui a Padova e col nostro secondo ospite che è il dottore Matteo Zuin. Buonasera Matteo. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto a Radio Nostra. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te, Matteo Zuin, laureato in fisica, è un ricercatore presso il consorzio RFX, io lo chiamo così, ricerca, formazione e innovazione. E perché abbiamo chiamato Matteo Zuin? Perché in questi giorni, da un po' di tempo, si sta parlando di nucleare, energie rinnovabili e c'è questo aspetto nuovo del nucleare, almeno insomma, che tra l'altro non viene neanche tanto spiegato e informato, di questa fusione del nucleare. Che cos'è, Matteo Zuin, la fusione del nucleare? Dunque, la fusione nucleare è un processo fisico che, ad esempio, tiene accese le stelle. Quindi è il processo fisico che in qualche modo consente la vita anche sulla Terra. E condivide con la fissione nucleare, che è il processo sul quale si basano i reattori nucleari esistenti, in pratica solo parte del nome. Perché il processo che noi cerchiamo di replicare sulla Terra, cercando di realizzare in pratica, se vogliamo, un sole artificiale sulla Terra, è il processo esattamente opposto dal punto di vista della fisica rispetto a quello su cui si basano le centrali esistenti. Le centrali a fissione, che sono quelle esistenti, si basano su un processo fisico che è quasi spontaneo sulla Terra, che è quello per cui si rompono, quindi si ha questa che si chiama la fissione in fisica, si rompono adesso non voglio entrare naturalmente troppo nel tecnico, ma si rompono dei nuclei di atomi molto pesanti. Con la fusione nucleare il processo fisico è esattamente l'opposto, cioè noi cerchiamo di far costringere, diciamo, dei nuclei molto leggeri, il nucleo più leggero che esiste in natura è quello dell'idrogeno, a fondersi tra di loro. Quando questi nuclei si fondono tra di loro, liberano una grande quantità di energia. E quindi abbiamo anche meno rifiuti, diciamo, nucleari, cioè com'è? Esattamente, se diciamo, l'attività di ricerca scientifica nell'ambito della fusione nucleare è attiva da quasi, direi, da più di 50 anni nel mondo, l'idea è quella di ottenere reazioni di fusione nucleare in modo da produrre una quantità di energia molto rilevante, senza la produzione di CO2, senza nessuna produzione di scorie nucleari e intrinsecamente sicura. Cioè sarebbero e saranno, diciamo, i reattori a fusione nucleare del futuro dei generatori di energia elettrica sicuri, privi di CO2 e di scorie radioattive. Naturalmente detta così sembra molto semplice, ci si domanda perché ancora non esistono reattori esatto. A fusione, perché il processo che cerchiamo di replicare sulla Terra non è spontaneo. Bisogna portare la materia in condizioni estreme, cioè, siamo costretti a portare la materia, che nel nostro caso sono questi gas molto leggeri, a temperature, per dire, che sono superiori a quelle del Sole, anzi 10 volte quelle del Sole.
Però ci sono degli esperimenti in giro per il mondo, tra cui gli esperimenti di Padova, che stanno portando risultati molto importanti e che nel prossimo futuro dovrebbero garantire la possibilità di avere a disposizione l'energia da fusione nucleare. Ecco, raccontaci un attimino il consorzio, cosa fa, come è costituito, da quanto tempo lavora? Sì, il consorzio RFX è un ente di ricerca, un istituto di ricerca di cui sono soci l'Università di Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ENEA, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e c'è una partecipazione privata delle Acciaierie Venete. L'obiettivo di questo consorzio di ricerca è quello di studiare la fusione nucleare e quindi di partecipare ai progetti internazionali sulla fusione nucleare. Le attività sulla fusione nel mondo sono molteplici, l'Italia gioca un ruolo da protagonista. Padova in particolare ha un ruolo molto rilevante sia a livello nazionale che internazionale. Padova si occupa, a Padova sono attivi 2 esperimenti che sono gestiti da questo consorzio di ricerca che si chiama RFX. Uno è un esperimento per lo studio di quelli che si chiamano i plasmi, cioè di questa materia che è portata in queste condizioni un po' estreme direttamente. Un altro invece, che si chiama NBTF, o Neutral Beam Test Facility, insomma, è un esperimento che fa parte di un enorme progetto internazionale che si chiama ITER e che è in via di costruzione in Francia, nel sud della Francia. Questo progetto ITER sarà un esperimento che servirà a dimostrare la fattibilità della fusione nucleare nei prossimi 10 anni. E questo progetto ITER è il risultato di una collaborazione internazionale a cui partecipano tutti i grandi partner mondiali, l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India, il Giappone, insomma la Corea. Tutti partecipano con uno sforzo unito per ottenere questa fusione nucleare. È un progetto enorme e Padova partecipa a questo enorme progetto con un componente fondamentale, che è quello che serve a portare la materia a quelle temperature di cui parlavamo prima, che sono circa dell'ordine, tenete conto, di 100-150 milioni di gradi. Quindi serve una specie di accendino, perché naturalmente non si può scaldare utilizzando metodi tradizionali. Uno dei metodi per arrivare a queste temperature verrà realizzato ed è in fase in realtà avanzata di realizzazione proprio nei laboratori di Padova. Ascolta, ma quindi è ancora solo sperimentale questa tecnologia? Cioè non è ancora applicata da nessuna parte del mondo? Non è applicata nel senso della produzione dell'energia, cioè l'obiettivo è quello di avere quelli che verranno chiamati nel futuro i reattori, che servono a produrre energia. Però per arrivare a quella condizione c'è bisogno di molta sperimentazione, che è in stato avanzato ormai. Il prossimo passo della comunità internazionale è questo esperimento che si chiamerà ITER, che però è accompagnato da tanti esperimenti. In Italia, a Frascati, si sta realizzando un nuovo grande esperimento che si chiama DTT, a Padova ci sono questi, in giro per il mondo ce ne sono molti altri, però ITER non servirà a produrre energia, servirà a dimostrare che è possibile produrre energia, però non ancora ad un livello tale da essere, diciamo, commercializzata. ITER dovrebbe entrare in funzione alla fine di questo decennio. Per avere un reattore che produca energia in un tasso notevole, per dirvi, l'obiettivo è di riuscire a avere da un reattore a fusione nucleare una quantità di energia che è 100 volte quella che si è spesa per riuscire a produrla, quindi un guadagno molto favorevole. Però per ottenere questa ci sarà bisogno del prossimo passo, che è già in fase di progettazione, che si chiamerà demo. A quel punto il reattore a fusione sarà pronto e ne potranno essere realizzate delle repliche, però realisticamente prima della metà del secolo è difficile che quindi parliamo di 2050 circa, insomma. Sì. Quindi nel frattempo bisognerà inventarsi qualcos'altro anche. Non c'è dubbio. Potrebbe anche essere accelerata naturalmente la strada, perché come sempre la tecnologia a volte fa dei passi nel momento in cui della tecnologia ci sia bisogno. No? Diceva un grande fisico, Artimovic, la fusione nucleare arriverà quando ce ne sarà bisogno.
perché naturalmente la rapidità dei passi dipende anche per esempio dagli investimenti, però realisticamente se le cose vanno come stanno andando un tempo ragionevole potrebbe essere il 2050. Nel frattempo sono d'accordo assolutamente che bisognerà trovare strade alternative e soprattutto aumentare il paniere delle risorse energetiche, cioè cercare di ottenere energia da tutte le fonti rinnovabili possibili. Certo. Ma c'ha qualche neo questa fusione, cioè il lato debole della fusione? Il lato debole è l'estrema richiesta di tecnologia di avanzamento scientifico che è necessario, che sono necessari per produrla. Cioè questo è l'unico vero neo, nel senso che, per esempio, questo esperimento che verrà realizzato a Frascati, che si chiama Divertor Test Tokamak, che insomma sono nomi complessi, ma è un esperimento di una certa rilevanza internazionale, servirà per imparare a gestire dei flussi di energia, i flussi di energia che vengono prodotti in un reattore da fusione, perché, tanto per dirvi, i materiali che costituiscono un reattore da fusione devono supportare dei flussi di energia che sono circa quelli della superficie del Sole. E al momento non è ovvio che i materiali esistenti siano in grado di sopportare tali flussi. Quindi è necessaria della sperimentazione e che proseguono gli avanzamenti tecnologici. E ovviamente investimenti giganteschi. Allora, gli investimenti sono rilevanti, direi. Per ITER si parla di un budget, però, come dicevo, finanziato a livello mondiale di circa 30 miliardi. È una cifra notevole. Certo che confrontata col costo dell'energia mondiale, questa corrisponde a circa un paio di giorni dell'energia prodotta nel mondo, quindi sono costi rilevanti. L'Italia ha investito moltissimo, crede nella fusione nucleare come diciamo credono tutti gli altri partner, però al momento per l'Italia è stato un grande investimento, cioè ha avuto un ritorno dal punto di vista economico notevole. Per dirvi, del budget che il consorzio ITER internazionale ha fornito all'Europa, il 60% delle commesse, dei soldi che sono andati all'Europa, il 60% è andato in commesse per l'Italia, per le aziende italiane che fanno alta tecnologia. Quindi l'Italia, che investiva circa il 13% del budget europeo, ne ha ricevuto in termini di commesse per le aziende circa il 60%, che corrisponde a 1 miliardo e 300 milioni di euro che sono andati a dare lavoro, diciamo, alle persone, dare lavoro alle aziende e creare naturalmente giro. Quindi dal punto di vista economico per l'Italia fino ad ora la fusione è stato veramente un buon investimento, oltre che dal punto di vista scientifico. Evidentemente lavoriamo bene. Adesso dico lavoriamo. Sì, abbiamo delle aziende, no, lavoriamo, il sistema Italia ha a disposizione delle aziende che pochi nel mondo hanno. La tecnologia di certe aziende italiane non è presente quasi da nessuna parte nel mondo, tanto che l'Italia realizza componenti per altri esperimenti importantissimi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina. Quindi sì, l'Italia è dotata effettivamente di un livello di tecnologia e di competenze di altissimo livello. Mentre per quanto riguarda la fissione è una strada che si sta pensando di abbandonare o ne abbiamo ancora molto bisogno? Allora, dal mio punto di vista, se vogliamo decarbonizzare, cioè ridurre le emissioni di anidride carbonica, la via prima di arrivare alla sostituzione, diciamo, degli impianti a fissione con degli impianti di generazione elettrica di grande potenza, che sono adesso in gran parte basati su combustibili fossili, insomma in Europa il 70%. Carbone, soprattutto petrolio e metano, e questi prima o poi dovranno essere sostituiti, perché la produzione di CO2 che c'è, sappiamo è insostenibile, che ha degli effetti evidenti. Allora c'è una scelta da fare e secondo me, cioè il mio punto di vista, che però penso che sia condiviso da molti, sarebbe quello di avere una transizione che in realtà permetta la fissione nucleare, che naturalmente ha il problema delle scorie nucleari, però permetterebbe di risolvere per buona parte il problema dell'aumento di temperatura del pianeta, che è un dato di fatto, cioè mentre il rischio delle scorie nucleari è un rischio,
il problema del riscaldamento globale non è più un rischio, è un dato di fatto, insomma, quindi Ma sì, questa è una questione un po' difficile sicuramente, certo. e credo che nessuno abbia la bacchetta magica. Purtroppo abbiamo ancora ben presente, anche se sono passati 35 anni, abbiamo ben presente Chernobyl, anche perché ogni tanto si dice che adesso il guscio che era stato costruito forse si sta deteriorando, eccetera. Ricordo che comunque, tra l'altro, ci siamo espressi come cittadini una volta, quando si partecipava di più alle scelte, alla vita anche politica, nel senso migliore del termine, in modo molto netto contro l'energia nucleare, anche se non c'era direttamente, se non ricordo male, sono passati tanti anni, ma non c'era la domanda vuoi o no il nucleare, però c'erano delle domande per cui che poi sono, insomma, Certo, quei referendum abrogativi lì sono stati vinti in modo molto netto, quindi l'opinione sì, quindi certo. Io credo che tutti vorrebbero poter fare a meno dei rischi della fissione nucleare, questo non c'è dubbio. Allora, io sono fisico della fusione, quindi sono di un'altra parrocchia, naturalmente, però riconosco che mentre la produzione di CO2 è un dato di fatto attuale, sta producendo, diciamo, da anni quotidianamente, è una scelta naturalmente da fare. Teniamo conto che è vero che noi abbiamo rinunciato alla fissione nucleare, però abbiamo reattori a fissione nucleare che sono ai confini del nostro paese, Slovenia e Francia, insomma, quindi non è che abbiamo annullato con questo il rischio. Poi esistono e sono in fase di progettazione reattori naturalmente di nuova generazione. Però ecco, io quello che vorrei dire è che l'Italia in particolare si sta impegnando per la fusione nucleare, che ribadisco fornirà, diciamo, energia in modo pulito, senza CO2, e annullando completamente il rischio di incidenti, perché le reazioni di fusione nucleare sono reazioni che non prevedono il processo di catena, cioè non è possibile che un processo di fusione nucleare possa, diciamo, sfuggire di mano. Quello che può succedere è che il processo si spenga perché succede qualcosa, ma semplicemente si spegne, proprio perché è molto difficile mantenere le condizioni perché la fusione nucleare avvenga. Quindi è una tecnologia completamente diversa e che, per come ce l'hai raccontata tu adesso e con le nostre limitatissime possibilità di perché purtroppo non è materia che frequentiamo, si parla di capire che il futuro, insomma, sembra molto più semplice da questo punto di vista. Si tratta di arrivarci, forse potremmo anche cercare di ridurre un po', non i consumi essenziali, però insomma un modello di vita un po', no? Assolutamente, cioè quello cui tutti devono partecipare è naturalmente il risparmio energetico. Questo direi che è il primo modo per ottimizzare la produzione di energia, cioè quello di risparmiarla, insomma di non sprecarla quantomeno. Ognuno di noi deve fare la sua parte, insomma, questo non c'è dubbio. Il problema è che la richiesta di energia nel mondo aumenta, perché aumenta il livello, per fortuna in qualche modo, no, il livello sociale di certi paesi, e purtroppo a livello sociale corrisponde a una richiesta di energia. Quindi nel futuro è immaginabile che le richieste di energia aumenteranno, e quindi sarà bene che tutte le fonti disponibili, sicure e che non producano diciamo, effetti negativi, siano sfruttate al massimo. Il solare, il fotovoltaico, l'eolico, tutte queste devono poter partecipare, e quello che noi ci auguriamo è che la fusione possa dare un contributo molto rilevante. Certo. Bene, niente, noi ringraziamo Matteo Zuin, grazie per questo intervento che ci ha aperto un po' di più gli occhi, e anche ci ha fatto capire un po' di più questa fusione nucleare. Grazie, e ci ascoltiamo nei panni sporchi di Venere, sempre i San Leviva. Di tutte
sulla schiena fino a dentro il petto. Dimmi che ne farai, a chi dedicherai il tuo canto. Quello che hai non ti basta mai e chiedi la testa di ogni tuo re. Quello che hai non è ciò che vuoi, regina degli altri fai scempio di me. In ogni mia sconfitta c'è una parte di te, manipoli la sorte nei panni sporchi di Venere. E per ogni mia resa lo sguardo muore, sai, ma il sapore dalle labbra non mai lo cancellerai. E adesso chi chiamerai per combattere dalla tua parte? Il dolore lo sai, quando tace diventa più forte, ma quello che hai non ti basta mai e chiedi la testa di ogni tuo re. Quello che hai non è ciò che vuoi, regina degli altri fai scempio di me. In ogni mia sconfitta c'è una parte di te, manipoli la sorte nei panni sporchi di Venere. E per ogni mia resa lo sguardo muore, sai, ma il sapore dalle labbra non mai lo cancellerai. Hai il tuo modo sovversivo di legarti a me, che ti rende facile uccidermi, uccidermi. In ogni mia sconfitta c'è una parte di te, manipoli la sorte nei panni sporchi di Venere. E per ogni mia resa lo sguardo muore, sai, ma il sapore dalle labbra non mai lo cancellerai. Mai. Eccoci qua che con la nostra mongolfiera stiamo da Padova, ci stiamo allontanando, ma non tanto, Rossella, no, ci stiamo spostando, è qua un tiro di scoppo, siamo arrivati a Chioggia, eccoci qua sopra Chioggia e qui a Chioggia troviamo il nostro amico Alessandro Sartori. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, bentornato a bordo. Eccoci qua a Chioggia che sta finendo ormai la prima conferenza sui gufi, civette e altri rapaci notturni che si sta svolgendo adesso a Chioggia per un percorso di conferenze ambientali che si chiama Naturalmente Chioggia. Cos'è questo Naturalmente Chioggia, Alessandro? Normalmente gli interventi che faccio a Radio Nostra riguardano spesso argomenti riguardanti appunto il Rio Piccolo o la zona del Cavallino o la zona della Laguna Nord. In questo caso siamo nella Laguna Sud e questo ciclo di conferenze, tra cui questa bellissima tenuta da Marco Mastrorilli, che è uno dei maggiori esperti di rapaci notturni d'Italia, oserei dire anche d'Europa, visto che deve aver vinto da poco un premio come divulgatore, in realtà è la prima di una serie di conferenze organizzate con il patrocinio del Comune di Chioggia dal Laboratorio della Biodiversità Rurale. Cos'è questo laboratorio? Esatto. Il laboratorio è un'idea che nasce a un imprenditore e vi racconto una storia bella, che per adesso è molto bella, veramente. Quando si parla di ambiente spesso siamo qua a commentare notizie tristi e questa, insomma, cominciamo questo anno nuovo con una notizia bella e che spero che abbia degli sviluppi interessanti in futuro e che possa servire ad esempio. Il laboratorio della biodiversità nasce in un'azienda agricola
l'azienda agricola Valgrande di tradizione, di famiglia, della famiglia Fioroni, insomma degli imprenditori agricoli del secolo scorso, dove il proprietario, l'attuale proprietario, tra l'altro appassionato di caccia, per cui azienda faunistica venatoria all'interno della propria azienda agricola, comincia a creare, a piantare degli alberi. Perché tradizione del papà gli aveva sempre detto sì, noi siamo cacciatori, ma dobbiamo anche creare ambiente, e lui prende questa passione di piantare alberi, piantare alberi, piantare alberi, e comincia a vedere la sua azienda agricola cambiare man mano che pianta gli alberi. Allora si crea anche dei laghetti per sparare alle anatre, crea dei laghetti, e su questi laghetti comincia a formarsi il cannetto, e allora ci mette le piante adatte, comincia a interessarsi che piante posso mettere, e man mano che crea il cannetto anche lì vede la sua azienda agricola cambiare. E a un certo punto si rende conto che lui è attorniato da biodiversità che non vedeva. E allora queste anatre che magari arrivavano, comincia a vederne di specie diverse, comincia a arrivare gli aironi, e poi queste anatre lui comincia a avere la passione, coltiva e va a vedersi le anatre, coltiva e va a vedersi i boschi, e a un certo punto queste anatre non li spara più, perché comincia pur non rinnegando la caccia, perché lui è un cacciatore, anzi è molto orgoglioso di aver fatto questo sullo spirito della caccia, ma comincia ad avere più interesse per la diversità che ha attorno che non per il semplice atto di sparare. E continua in questa sua opera fino a che a un certo punto dice ma io voglio capire cosa ho, e chiama degli esperti, per cui si chiama degli esperti di farfalle, chiama degli esperti sugli uccelli, ha chiamato me, altri, ha chiamato Timossi che è stato nella vostra trasmissione, e scopriamo delle cose molto interessanti. Io sicuramente con gli uccelli, nel senso che per essere un'azienda agricola ha tante specie di uccelli, più di 150, e noi pensiamo quanto povera invece è la nostra campagna che è a coltivazione intensiva. Voi siete fortunati, siete in una zona di orti, però pensate al resto della pianura padana dove sì, la cultura intensiva ammazza tutta la biodiversità. Ma in realtà poi chi lavora sugli insetti si accorge che ci sono delle farfalle come la licina dispar che è addirittura protetta a livello europeo, una farfalla che ha bisogno di un ambiente semplicissimo ma che noi distruggiamo, che è quello degli acquitrini, delle zone umide, e scoprono, adesso che si parla tanto di api e di impollinatori, che ci sono 50 specie di impollinatori al di là delle api, trovano delle specie nuove di insetti mai segnalati nel Veneto, ma semplicemente perché è un agricoltore che sta andando in controtendenza. E tutta questa cosa, lui invece di fermarsi qui e dire ma che bello che a casa mia ho creato questo ambiente, dice io voglio essere un esempio per gli altri, e crea il laboratorio della biodiversità che sarà in futuro 3 cose fondamentalmente: un cassa di risonanza di buone pratiche in agricoltura, cioè vuol far vedere agli altri agricoltori che si può fare agricoltura anche mantenendo l'ambiente. Vuole creare ha liberato, perché poi dall'entusiasmo, liberato un vecchio casolare e vuole fare il vero e proprio laboratorio, cioè un centro dove si possa fare formazione per i ragazzi, con laboratorio, con sala conferenze, eccetera. E poi vuole proprio creare dei progetti dove l'azienda agricola parte del suo utile lo dedica a dei progetti di conservazione dell'ambiente. E questa è una cosa fantastica, perché pensiamo che nasce da 2 persone che nell'immaginario collettivo, ma probabilmente anche in parte in realtà, sono considerate negative, come il cacciatore o l'agricoltore che distrugge tutto. Dimostra come con la buona volontà, l'attenzione nei confronti dell'ambiente e anche una grossa sensibilità sul futuro, perché potrebbe anche fregarsene, come dice spesso lui, ma sti soldi potrei spenderli in altra maniera, voglia essere un buon esempio pratico. Tutti diciamo che vogliamo cambiare, tutti vogliamo la transizione ecologica, e lui sta dimostrando con i fatti di come facendo un passo alla volta si possa essere degli imprenditori, cioè all'interno della campagna si possa fare delle economie, perché adesso vorrà fare il turismo sostenibile, vorrà fare delle cose, e nello stesso tempo si può lavorare e portare biodiversità. La prima mossa è stata creare un ciclo di conferenze e regalarlo al comune di Chioggia,
proprio per portare la cittadinanza all'interno della sua azienda agricola. E questa storia, che per adesso è solo all'embrione, per cui è fatta di fatti, ma anche di molti buoni propositi, la ritengo una storia completamente controtendenza e molto positiva per iniziare l'anno. Allora, è molto positiva, spero che non sia completamente in controtendenza, nel senso spero che ci sia qualcun altro che va in una direzione ostinata e contraria, si dice, no? E che ci sia un riavvicinamento. Ma quindi questa campagna è vicino a Chioggia? Sì, è proprio, non è conosciuta dalla cittadinanza di Chioggia perché per la conformazione che ha Chioggia, diciamo, è molto vicina in linea d'aria alla città, però bisogna fare delle strade perché ci sono molti canali, per cui diciamo è vicinissima a Chioggia, tanto è vero proprio è nel comune di Chioggia, però insomma per arrivarci ci si mette un quarto d'ora. Però proprio alla fine di questo ciclo di conferenze ci sarà proprio una vera e propria visita a questa azienda agricola. Ma poi in futuro lui ha chiamato una serie di amici per sviluppare questo progetto, verrà fatta un'associazione che gestirà diciamo queste attività per essere democratiche, insomma per essere e ci saranno una serie di iniziative anche di porte aperte, per cui tra i progetti che abbiamo è che almeno una volta al mese si possa visitare. Che bello, bello, complimenti a questi imprenditori, complimenti a te che fai parte del team che sta cercando di capire quanti tesori nascosti ci sono in questa tenuta, in questa campagna. E è bella anche questa iniziativa, no? Sì, questa iniziativa sì, che è all'Auditorium San Nicolò, quindi suppongo che sia in centro a Chioggia, no? Sì, l'auditorium è un auditorium molto grande, talmente grande che nonostante le norme Covid, le norme per la limitazione della diffusione del Covid prevede il 50%, però abbiamo ampi spazi, tanto è vero che riusciremo a tenere le persone oltre il metro di distanza previsto dalla legge. Ovviamente si entrerà solo con il Super Green Pass e si userà la mascherina FP2. Devo dire che tra i lavori usuranti di questa epoca c'è anche l'organizzatore di eventi in periodo Covid, dove non sai mai se ti cancellano l'evento, ma se cominci a pensare che ti cancellano l'evento non fai più riesci niente a lavorare, per cui devi essere testa bassa e lavorare come fossi in un periodo normale, tenendo presente che all'ultimo minuto o si ammala il relatore o il comune ti fa però oggi mi trovate tranquillo perché ho superato questo periodo di crisi, domani si debutta e stasera si è debuttato, si sta debuttando stasera. Vedete che sta venendo fuori la stanchezza. Ormai sta finendo anche perché sono rimasto a ieri. Esatto. Vabbè, allora, quando erano i momenti di crisi nell'organizzazione puntavo al domani, cioè dico domani giovedì mi sveglio e devo pensare all'altra conferenza. Ci tengo un attimo a parlare velocemente delle conferenze. C'è questa che è appena finita, questa non potrà partecipare nessuno, di Mastrorilli. La prossima è interessantissima perché c'è questo ricercatore molto giovane ma molto in gamba, di fama internazionale, che parlerà delle tartarughe e dei cetacei in Alto Adriatico. Tutti sappiamo che è stata sulle cronache che ha nidificato a Jesolo, ma ha nidificato anche sul delta del Po, per cui c'è proprio un ritorno. Sandro Mazzariol, martedì 18 gennaio. E parlerà anche degli aspetti di convivenza, insomma, delle cose che non pensavamo una volta, che dobbiamo convivere con le tartarughe marine e con i delfini. E poi ci sarà qualche sorpresa, perché spesso qualche cetaceo viene dalle nostre parti, noi non ce ne accorgiamo, viene, guarda e torna indietro. Esatto, sì. Poi ci sarà la Roberta Castiglioni, giovedì 27 gennaio. Lei è una ricercatrice molto brava in etologia che viene da Milano e ha fatto questo... diciamo, sappiamo che le ciconie stanno un po' tornando nel Veneto, nella zona di Treviso, nella zona di Padova qualcuna.
In Lombardia questo processo è già un po' più ampio e lei è andata proprio a vedere come vivono, quanto riescono ad allevare questi giovani, con una cosa interessantissima sui versi che fanno col becco, per cui dal punto di vista etologico. Poi abbiamo il tuo intervento il 2 febbraio, Laguna, esatto, mercoledì. Questo è il punto debole del corso, dai, scherzo. E poi il finale molto interessante, altro argomento che abbiamo già trattato con la vostra radio, e cioè le sorprese, i mammiferi nel Veneto, questi animali che noi non vediamo ma di notte girano, e per cui scopriamo che a Chioggia, per esempio anche in azienda, questa sera l'ho detto nella presentazione, a Chioggia uno dice: ma esiste il cervo a Chioggia? No, sì, invece sì. In azienda Fioroni abbiamo trovato il cervo che è stato lì per 20 giorni tranquillo. Il lupo, sì, una mattina il contadino Arando ha telefonato subito al titolare: guarda che c'è un cane strano, fotografato, era il lupo. E abbiamo Emiliano Verza, che è un funzionario della Regione Veneto molto bravo, un naturalista, oltre ad essere un funzionario, un naturalista molto bravo, che ci racconterà di tutte queste novità. Per cui è anche curiosa come diciamo, il palinsesto. Io ho cercato di invitare persone con argomenti un po' curiosi. Sì, devo dire che è possibile, questo può interessare Radio Nostra, che dalla prossima, cioè da quella di Mazzariolo, riusciamo a farle anche in streaming. Ah, bello, quindi da casa si può vedere. Beh, questo è interessante. Questo sarebbe bello, sì, perché insomma io stavo sperando che si potesse esportare anche a Cavallino il corso, il ciclo di conferenze. Questo magari è un po' più complicato per i relatori che arrivano magari cioè non credo che abitino tutti a Chioggia. No, sono relatori, per esempio quello di questa sera viene da Torino, la Roberta Castiglioni viene da Milano, però io non dispererei, Rossella, perché diciamo che Bergamo è un vulcano e già un anno fa aveva lanciato un'idea molto interessante. Ci siamo fermati un attimino, ma comunque l'idea... Siamo fermati perché, insomma, oggi è difficile tutto, però le belle idee bisogna farle volare, e per cui non disperare, Rossella. Ma noi abbiamo una mongolfiera, per cui più bravi di noi a far volare le idee. E per cui non è detto che magari una volta non ci troviamo qua a parlare di un corso che partirà proprio nelle vostre zone. E magari in diretta su Radio Nostra. Ecco, di cose curiose. Diciamo sì, bene. Vedi che non si riesce a esprimere un'idea che già Gianluigi c'ha l'innovazione tecnologica. Esatto. Devo dire che anche mi piace il manifesto con questi colori da Volpoca, no? Molto bello, che avete creato, che ha i suoi colori fondamentali della Volpoca, no? Sì, adesso qua devo essere onesto con gli ascoltatori, che quando abbiamo fatto il manifesto, che a me piaceva moltissimo, perché mi è piaciuto subito, e io avevo avuto l'idea delle Volpoche, poi abbiamo cercato il disegno, perché il disegno ha questa magia che non è la fotografia, e quando abbiamo preso il manifesto a me piaceva moltissimo, ma non mi ero accorto di questa cosa. Sì? E non capivo perché, no? E quando me l'hanno fatto notare ho detto si vede che sono dislessico, cioè proprio questa cosa non l'avevo colta, però mi piaceva e abbiamo tanti complimenti, tanto è vero che lo stiamo anche stampando perché qualcuno ci ha chiesto di incorniciarlo. Sì, no, è bello, proprio bello, lo potete vedere chi è collegato su YouTube, lo sto inserito, quindi lo potete vedere. Chi ci ascolta invece sui podcast vada a vedere. Lo va a cercare. Esatto. I giovani hanno queste intuizioni, i giovani, ma anche Gianluigi Bergamo, hanno queste intuizioni e infatti mi hanno detto, vedi, ma tu non te ne eri accorto perché sei vecchio. Però è vero, a me piace molto. Volpoche che ce ne sono prima fuori onda, diciamo, mi raccontavi che ce ne sono meno quest'anno. Beh, diciamo che è stato un inverno, tranne diciamo queste giornate, insomma, dell'ultima settimana, è stato un inverno abbastanza anomalo. Questo l'hanno rilevato i media, insomma, se pensiamo insomma che adesso c'è tanta neve in montagna, ma abbiamo fatto, dicono, uno dei capodanni più caldi del secolo.
anche quando io giro nelle valli, che tante volte mi dicono: ma come mai, sappiamo che i vallicoltori hanno questa guerra, tra virgolette, con i cormorani, ma come mai quest'anno ce ne sono meno? Sperando in qualche soluzione. Io le dico sempre, gli uccelli migrano, ma non è che migrano perché sono costretti, per cui se la stagione è mite, si fermano, magari nei laghi austriaci diranno: ma quanti uccelli abbiamo, no? Però già con la gelata della settimana scorsa, io per esempio domenica ho fatto i censimenti, insomma, per cui ero martedì sul Delta e c'era una situazione. Domenica sono tornato e la situazione era completamente cambiata, perché proprio mi pare il giorno della Befana è arrivato la notte tra il 5 e il 6, che è arrivato quel vento forte, no? È arrivato anche il gelo, e per cui gli uccelli questo è stato proprio un inverno con pochi uccelli, stanno arrivando. Probabilmente quelli che sostavano. Questi che stanno arrivando sono quelli che vivono più a nord o comunque in zone più fredde e adesso vengono... Sì, che probabilmente si erano fermati, nel senso che se alcune anatre si fermano in un lago austriaco e quest'anno non gela, se ne stanno tranquillamente lì. Sì, perché gli dice chi me lo fa fare a muovermi. Mentre magari questi laghi dove loro stavano a settembre, a ottobre cominciavano a fare le gelate, a novembre, e difatti noi qua, io dico sempre, gli uccelli dopo il 15 ottobre si cominciano a vedere gli uccelli svernanti. Quest'anno erano un po' in ritardo, però per dire, con questo freddo si è già cominciato a vedere un movimento in aumento, insomma. Diciamo che per le anatre e per gli uccelli svernanti non è stato l'anno record, anche se poi tutto su un colpo in questi giorni gli uccelli stanno arrivando, ognuno sta occupando il suo banco, ecco, per cui gli assenti stanno arrivando. Bene, è rassicurante, dai. Do un numero di telefono, il 366 617 1629, che serve per le prenotazioni per questa serie di conferenze a Chioggia. Quindi chi è nella zona di Chioggia o lì vicino che vuole spostarsi un martedì 18 gennaio, giovedì 27 gennaio, mercoledì 2 febbraio, martedì 10 febbraio, telefona e si prenota il posto, giusto Alessandro? Sì. Ovviamente, essendo in questo periodo, c'è bisogno di una prenotazione, perché noi dobbiamo avere un numero controllato, anche se, come ho detto, la sala è molto grande, per cui possiamo tenere molte persone, ma non possiamo permetterci di avere un overbooking, cioè di avere gente che sta fuori perché gli spazi sono quelli, e per cui c'è la prenotazione che è corretta, insomma. Certo. E per dire, alla conferenza di questa sera è arrivato addirittura uno da Verona, un appassionato di gufi, che proprio ci teneva a questa conferenza, e difatti mi ha sorpreso nella prenotazione, ha detto: come si fa ad arrivare a Chioggia? Lei da dove arriva? Da Verona? Ho detto, bene, insomma, abbiamo fatto un ciclo di conferenze anche interessanti. Beh, ma sì, no, sono molto attraenti i temi, assolutamente molto attraenti. E poi anche molto affascinante questa dei mammiferi, no? Perché noi così non li vediamo, un po' perché hanno abitudini notturne, un po' perché sono schivi, un po' perché non sono molti, un po' perché non frequentiamo posti particolarmente selvatici, e quindi bella questa cosa che apre degli squarci così, che ci induce a guardarci intorno in modo un po' più attento, no? Sì, ma difatti io, quando i miei amici, i ricercatori che lavorano sui mammiferi, mi raccontano, sai, c'è stata questa segnalazione, ma io rimango sempre stupito, no? Perché nel nostro immaginario pensiamo, insomma, che giusto, sì, che quando ti dicono un cervo a Chioggia, dice sarà scappato da qualche... Sì. E invece, c'è stato, appunto, abbiamo parlato anche noi del caso del capriolo a Jesolo. Ma comunque poi non distante c'è il bosco delle Mesole, che quindi insomma, è abbastanza vicino a Chioggia. Sì. La cosa che ha stupito e che ha dato molta soddisfazione ovviamente a Fioroni, cioè chi gestisce questa azienda, è che non è passato e per caso, perché lui l'ha fototrappolato con queste fototrappole notturne, no? Non è che era di passaggio ed è passato per l'azienda, lui l'ha fototrappolato per 15 giorni
per cui vuol dire che di giorno riusciva a stare nei suoi boschetti e nessuno lo vedeva, e poi di notte usciva, il che vuol dire che le ha dato soddisfazione, perché dice, beh, sti boschetti li ho fatti, qualcosa hanno una loro servite. valenza ecologica, ce l'hanno, ed è incredibile perché uno toglie ettari alla produzione per fare un boschetto, magari pensa, magari ci andrà il tasso, che tra l'altro è il simbolo del laboratorio, e invece ci va il cervo, perché è incredibile, è incredibile. Beh, insomma, è ripagato, diciamo. Credo che sia molto gratificante, no? Per chi ha anche sacrificato parte del profitto, ha sacrificato molto tempo e passione, però insomma creare una cosa così, caspita. Rossella ha detto una cosa bella, passione. Io, questa è proprio una filosofia della mia vita, io tra l'altro lo vedo in tutti i settori, che quando uno ci mette passione e cuore, alla fine porta a casa dei risultati che la gente dice, ma come ha fatto? E dietro c'è proprio quello che ha detto Rossella, passione, perché uno si sveglia la mattina che ha la molla se avete occasione di venire a queste conferenze o in qualcuna di queste escursioni che faremo o delle iniziative che faremo, vedete questa persona che è un imprenditore, per cui con tutte le sue cose da imprenditore che deve guardare, ma quando parla di questa cosa voi vedete che veramente lui è appassionato di biodiversità e quasi si emoziona dei risultati che porta a casa, ma perché ci mette la passione. Ma questo vale in tutto, vale nella musica, è sempre una molla incredibile. Sono d'accordo, sì. Per cui la parola esatta proprio della Rossella, proprio oggi abbiamo raccontato una storia di passione, per cui bella. Bene. Allora, naturalmente Chioggia, andate a seguire queste conferenze. Va bene. Se le faremo in streaming vi avviso subito. Certo, e anche noi avviseremo subito tutti quanti e ci collegheremo perché secondo me sono molto molto interessanti. Va bene, grazie, ti facciamo scendere dalla mongolfiera o vuoi venire con noi che andiamo fino a Roma adesso? No, io guarda, quando comincio a sbagliare i giorni vuol dire che sono proprio finito. Bene, perché sei cotto. normalmente lunedì ce l'ho ben chiaro, e allora il fatto di non sapere se domani è mercoledì, domenica o giovedì la dico è grande. Comunque grazie di avermi detto che domani è giovedì. Va bene, ciao grazie, Alessandro, grazie. Grazie mille Alessandro, a presto. Ascoltare distratto il frastuono del mondo, cerco ancora un po' di te, ma il tempo succede, inganna, e questo inverno che passa mi condanna a vivere in eterno esilio dai timori e le paure, dagli incubi che ancora farai, via dai lividi e dal loro viola, dai pianti chiusi a stento in gola, chissà se tu mi penserai o no. Hai mai danzato al di sopra di questo cielo che ora divampa insieme alle sue nuvole? Hai mai parlato all'universo di questo amore che traccia e guida la nostra vita? Negli occhi tuoi il blu del mare, oceani in cui naufragare senza mai evadere. Quando fra il bene ed il male, in congiunzione astrale, cadevi stanca accanto a me, ed il buio intorno già prendeva la sua scena, e dolce si scioglieva su noi, sopra i lividi a tutto quel viola, ai baci, ai fiato corto in gola, ti prego resta ancora un po' con me. Hai mai danzato al di sopra di questo cielo che ora divampa insieme alle sue nuvole? Hai mai parlato all'universo
sempre dei nostri silenzi, delle pause troppo lunghe per confessarci, mentre queste fiamme lente celebrano il nostro addio. È un addio. Hai mai danzato al di sopra di questo cielo che ora viva insieme alle sue nuvole? Hai mai parlato all'universo di questo amore che traccia e guida la nostra orbita? Eccoci qua nuovamente con la nostra mongolfiera, siamo arrivati fino a Roma, e a Roma, oltre alla neve di questa mattina che è scesa un attimino, che ha sbiancato un attimino i grandi musei, monumenti che ci sono a Roma troviamo Mattia. Ciao Mattia. Ciao Gianluigi, grazie per l'invito. Ciao Mattia Leoni è del gruppo San Levigo. Esatto. Esatto, raccontaci un attimo il nome San Levigo. Esatto. Ciao Rossella. dove arriva? Allora, il nome San Levigo è un nome che è stato, diciamo, è nato insieme alla band, quindi proprio all'inizio degli inizi, ed è nato con l'obiettivo di cercare qualcosa che sia completamente diverso e che non esistesse. E San Levigo è una derivazione da una parola dell'esperanto che è sul Levigo, che significa alba, e appunto questa cosa, questo concetto poi dell'alba poi lo ritroviamo anche nel disco Un giorno all'alba, e ci piaceva molto questa assonanza, e per evitare appunto errori di pronuncia da sul Levigo l'abbiamo appunto fatto diventare San Levigo. Quindi non c'entra niente con i santi, con queste cose qua, niente. È però è bella come esatto. È raffinata come scelta, esatto, bravi. Complimenti. Complimenti, bravi. Grazie. E in effetti siete nati nel 2018-2017, no? Sì. Siete giovani, una bella band giovane che ha voglia di suonare. Sì, parecchio. E in questo periodo adesso un po' alla volta ci stiamo riprendendo, no? Partiamo già con le domande proprio più tranquille, periodaccio, sì, purtroppo. Sì, però dai, insomma, un po' alla volta. Intanto siete usciti con un album, con una raccolta di brani, di pezzi, Sì. no? Che è uscito da poco, no? Circa. Sì, è uscito il 3 dicembre. Ecco, esatto. E la raccolta è Un giorno all'alba, sì, dove abbiamo ascoltato anche i brani che abbiamo messo questa sera, no? Vengono da questo album. E ci avete lavorato un bel po', no? Per creare questo album, anche perché, insomma, come abbiamo scoperto dal nome, che c'è tutta una ricerca, anche nei brani e nelle canzoni c'è una ricerca dietro. Assolutamente, guarda, parto dicendoti che il disco, il nostro album d'esordio, in maniera proprio tecnica, non è diciamo che nasce come concept album, quindi è a differenza, diciamo, magari di una raccolta di canzoni, il concept album è un prodotto, è un lavoro dove le canzoni si vanno ad incastrare l'una con l'altra e tutte, diciamo, hanno un significato, come se fosse una tela. Nulla è lasciato per scontato e in un certo senso tutto è riconducibile a un'altra cosa. Il disco prende ispirazione dalla teoria delle 5 fasi del lutto della psichiatra svizzera Elisabeth Kübler-Ross, e appunto all'interno del nostro lavoro abbiamo cercato in un certo senso di raccontare tramite la fine di un amore giovanile questo discorso qui legato alla separazione, quindi a come appunto si può affrontare la fine di una relazione o la fine appunto di un'esperienza forte con la quale appunto non potremo più vivere nei prossimi anni, ma che dobbiamo imparare a far pace appunto con noi stessi e andare avanti e lasciarla indietro in maniera sana. Quindi
questo diciamo è un po' diciamo tutto il sunto. Poi sì, il disco ci ha avuto una gestazione molto lunga. Ti dico che io sono entrato nella band e sono entrato per ultimo nella band e la cosa più bella è che quando sono entrato alcuni pezzi già c'erano, nel lontano 2017-2018 già c'erano. Poi chiaramente hanno avuto un lungo lavoro di arrangiamento, tanti cambi di idee, e il sound che comunque era in costante lavorazione, perché poi alla fine quando fai musica con gli strumenti e ascolti tanta musica, quindi ascolti l'avanguardia, ascolti quello che c'è oggi, hai sempre paura di fare qualcosa di scontato, già di sentito. Quindi fare una cosa Sì, in effetti autentica non è è un lavoro facile. molto lungo. Sì, E quindi esatto. niente, come hai detto bene tu prima, il disco è stato un lungo lavoro che ci ha tenuto impegnati per molto tempo. Sì, insomma, allora ricordiamo anche gli altri del gruppo. C'è Matteo Lambertucci, cantante, Esatto. Lorenzo, aspetta, ci metto anche la foto del gruppo che quindi è molto più... Eccola qua. Allora, dicevamo Matteo Lambertucci, cantante, Lorenzo Imperi, bassista, Emanuele Campanella, chitarra e tu Mattia Leoni con la batterista. Esatto. Brani tutti scritti da voi e musicati da voi? Sì, la produzione è Sallevigo. Esatto. E avete anche un buon sviluppo video, i videoclip che ci sono, Sì. no? All'interno del vostro canale di YouTube, che è San Levigo, basta cercare sì, San sì, Levigo sì. e lì potete vedere e avete messo anche tutta la raccolta del brano dell'LP, diciamo, l'LP, io li chiamo ancora LP. No, è giusto però, la LP è giusto, cioè, Ecco. anzi è anche bello, io lo Sì. preferisco anche certe volte. Ecco, un giorno all'alba che si può trovare su tutte le piattaforme, no? Si può Esatto, sì, anche tutte le... acquistare tramite le varie piattaforme ormai musicali che ci sono. Sì, Ormai Spotify, ormai c'è solo il Papa che va nei negozi di dischi. Caro. No, guarda, in realtà non ti credere, perché appunto il vinile è una cosa che secondo me non morirà mai e No, lo so. comunque stamperemo anche quelli prima o poi e sarà una cosa molto bella, una cosa molto simbolica, insomma. Ascolta, è difficile o è facile a Roma fare musica? Allora, ci sono due modi di rispondere a questa domanda. Il primo è quello, diciamo, un po' più sincero, il secondo è quello un po' più scontato. Io credo che preferisci la risposta sincera. Sì, certo. È un disastro. Nel senso che comunque suonare a Roma è molto difficile. Poi con il discorso del Covid lo è ancora di Va più. bene, a parte esatto. Ma purtroppo sì, forse noi abbiamo suonato tanto a Roma, nel senso che comunque abbiamo suonato in tanti locali diversi, in tante cose. Però a differenza appunto parlando con amici del nord che suonano a Milano, Torino, in realtà anche come quelle romagnole, forse Roma su certe cose sta un po', diciamo, arranca sotto certi punti di vista, e nonostante ci sono delle realtà comunque molto interessanti, e non è che sono meno degli altri, assolutamente non lo penso. E anche a livello comunque di locali, noi abbiamo tanti locali a Roma, però il problema è sempre quello che se non viene, diciamo, data tanta attenzione alla cultura dall'alto, uno può essere anche il miglior direttore artistico del mondo, la miglior band del mondo, ma sempre lì rimane. Quindi diciamo che Roma è un po' quello che è, come un po' diciamo ovunque, però a Roma questa cosa la percepiamo tanto perché comunque anche durante il Covid la situazione è andata peggiorando, quindi è pesante, insomma, non è proprio il massimo, però comunque alla fine è sempre una grande città e quindi in qualche modo qualcosa te lo restituisce sempre. Beh, siete però riusciti anche a entrare a mettere la musica a due corti, che hanno preso anche dei premi, no? Sì, hanno vinto poi dei premi entrambi, sia Corona che Agnes. In realtà quella è stata una collaborazione
forse diciamo l'unico lavoro tra virgolette su commissione, perché un nostro amico che appunto è il regista di questi due corti, che è Raffaele Grasso, che saluto, e ci ha proposto appunto di scrivere le colonne sonore per questi due lavori, e noi abbiamo accettato di buon grado, perché chiaramente poi lavorare per in studio di registrazione per scrivere colonne sonore è un lavoro completamente diverso, Certo. che però ti apre, ti dà una via diversa a livello compositivo, che poi abbiamo anche in parte ritrovato anche nel nostro modo di arrangiare i brani e tutto quanto. È un po' come la differenza tra suonare live e suonare in studio. Quando suoni in studio ci sono, tra virgolette, dei dogmi, delle regole che a differenza del live devi rispettare assolutamente, quindi sono due approcci diversi che servono entrambi, e serve anche appunto, e ci è servito tanto anche questa cosa del scrivere per altri. A proposito di scrivere, io invece volevo sapere, i testi li scrivete insieme o c'è una persona che si dedica proprio a questo? Generalmente dipende dai testi che trovi all'interno dell'album. Molti appunto vengono principalmente da una penna, che è quella di Lorenzo, che è il bassista, e poi però insomma a livello poi di produzione, a livello poi di amalgama e tutto quanto, c'è un equilibrio che comunque, dove tutti e quattro sono protagonisti di quello che fanno. Diciamo che abbiamo un nostro modo di lavorare, che spesso appunto magari si parte da una cosa da un'idea e dopo esatto, e poi gli viene altri elaborata però non è mai dal una cosa gruppo. fissa, è una cosa che spesso cambia, che le cose cambiano. Poi, come ti dicevo, io sono entrato tra virgolette per ultimo, nel senso che comunque sono chiaramente anche uno dei fondatori, però loro tre già si conoscevano e loro sotto certi aspetti erano già molto pronti, anche se erano ancora più giovani di adesso, perché comunque si tratta di 4-5 anni fa, però loro sotto tante cose erano già, diciamo, consapevoli di quello che volevano fare, e quindi insomma mi sono poi appunto aggiunto io, e poi da lì siamo andati avanti insieme, felici e contenti. Però comunque diciamo che il processo poi creativo è stato molto lungo e ci sono stati tanti modi diversi di lavorare e di creare musica. Anche perché ho visto che siete ragazzi di buone letture. Nel comunicato stampa che vi ha mandato prima, che così abbiamo guardato per prepararci un pochino, parlate del Fausto di Goethe, addirittura di Marlowe, cioè sono rimasta piacevolmente, devo dire, stupita. Sì, quello in realtà fa più riferimento al primo lavoro che abbiamo fatto uscire nel 2019, che è Doppelganger, a fine 2019, e lì appunto abbiamo parlato di disturbi psichici e tutto quanto, e c'è appunto questa contrapposizione tra il primo pezzo dell'EP, che è La tua luce nel buio, e poi 24 anime, dove appunto in entrambi i brani parliamo di disturbi psicologici, facendo anche appunto dei riferimenti a fatti di cronaca, come nel caso di 24 anime, o riferimenti letterari come a Goethe nel Faust, nella tua luce nel buio. Quindi sì, quello fa parte di un altro lavoro ancora, che è prima ancora di Un giorno all'alba. E c'è anche il brano Nei panni sporchi di Venere, che si ispira anche al Don Giovanni di Mozart, quindi abbracciate tutto, eh? Sì. Complimenti, perché Grazie. vuol dire che avete delle buone basi, insomma, sulle quali costruire. Ecco, credo che questo aiuti, perché altrimenti si finisce cioè siete al riparo dalla superficialità in questo modo, credo, no? Sì, diciamo che la superficialità è un po' una cosa un po' fine a se stessa, magari le cose un po' effimere, le cose un po', oggi si dice catchy, questo termine qui, che rubano l'occhio subito, però poi dopo un po' stomacano. Non è una cosa che per me, ma anche per gli altri, funziona. Insomma, preferiamo magari percorrere una via più autentica, più nostra, magari poi nel tempo avere più riscontri, più persone che apprezzano quello che fai. Certo. Bene, adesso noi siamo partiti un attimino all'inizio, dove c'era anche un po' la pazzia, e concludiamo col brano 24 anime, visto che
che parliamo di pazzia. E niente, ringraziamo ti ringrazio per aver partecipato al nostro Grazie a programma voi. e dopo quando siete un po' più famosi vi intervistiamo ancora, anzi dateci anche dei biglietti, ricordatevi di noi. Va benissimo. E fra le letture credo che i 15.000 passi di Vitaliano Trevisan, del quale abbiamo parlato a inizio puntata, che è questo scrittore molto particolare che è scomparso la settimana scorsa, credo che potrebbe offrirvi sempre su Va questo bene, allora terreno. me lo segnerò. Va bene. Va bene, grazie Mattia Grazie a voi, di grazie mille San davvero. Levigo e ci ascoltiamo a 24.000 passi. I 24 anni. Sì. E in bocca al lupo naturalmente. Crepi, anche a voi in bocca al lupo. Eccolo qua. Grazie, lunga vita al lupo. Nascondi le prove, dimentica ciò che sai. Se ti chiederanno qualcosa di noi, mentirai. La stanza conosce le mosse, i pensieri che fai. Tu corri veloce senza voltarti mai. Oltre ogni barriera, ogni limite o confine che ci ostacolerà. Ferma questo pianto, loro non ci avranno, non ci prenderanno, vedrai. Che soli o fra milioni di volti noi saremo uguali agli altri, uguali agli altri. Nascondi le prove, dimentica ciò che sai. Nell'ombra dei boschi d'autunno sparisci con noi. Oltre ogni barriera, ogni limite, confine che ci ostacolerà. Ferma questo pianto, loro non ci avranno, non ci prenderanno, vedrai. Che soli o fra milioni di volti noi saremo uguali agli altri, uguali agli altri. 24 sta con me, sotto la croce di un solo destino. 24 anime per sempre dannate, senza perdono. 24 sta con me, sotto la croce di un solo destino. 24 anime per sempre dannate, senza perdono. E soli o fra milioni di volti noi saremo uguali agli altri, uguali agli altri. E soli o fra milioni di volti noi saremo uguali agli altri, uguali agli altri. E Eccoci qua, San Levigo con 24 anime hanno chiuso un po' la serata odierna.
una serata molto varia, ecco, però abbiamo parlato di arte, di energia, di natura Sì, e abbiamo chiuso in musica e quindi esatto. direi che E quindi finisce anche così la nostra puntata, la prima puntata del 2022, che la è prima. 11ª puntata della seconda serie. Intanto ci mandiamo anche la sigla, che anche la sigla è un attimino cambiata. Abbassiamola un attimo. E per ricordarvi che appunto, come avete visto, andiamo in onda il mercoledì. E domani al giovedì c'è sempre però l'appuntamento con Nota sulle note, la playlist curata da Lorella. Quindi domani nei podcast audio potete scaricarvi o ascoltarvi la 15ª puntata delle raccolte di Lorella. A proposito di musica, comincia la scuola di musica? Ah sì, è già iniziata alla grande ieri con i corsi di musica di Act Time School. Domani altre lezioni. Siamo tutti contenti, mamme contenti, allievi contenti e si parte e si suona. E naturalmente chi volesse aggiungersi può farlo, vero? Ah Non è che certo, a sì parte il sì, non treno. è, no, non si perde il treno, no, potete scriverci e vi inseriamo dentro a qualsiasi strumento che volete suonare. Siamo pronti a darvi il là, come si dice. Bene, a mercoledì prossimo e in qualunque momento delle 24 ore, tutti i giorni, sulle varie piattaforme. Esatto. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Scritto e condotto da Rossella e Gianluigi. Una produzione dell'associazione La Rete. Musica della sigla finale di CT Van Glen. Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.gindopri.com. A mercoledì prossimo.